Innanzitutto questa è un'occasione in cui in tutta Italia c'è l'Open Day, cioè svariate fabbriche in giro per l'Italia vengono aperte sia ai dipendenti che ai loro familiari ma al pubblico in generale. Noi un'esperienza che abbiamo già fatto, quest'anno abbiamo voluto fare qualcosa di diverso. Questa mattina abbiamo fatto un convegno sempre a riguardo dell'industria e oggi facciamo uno spettacolo teatrale. È la prima volta, quasi un esperimento che facciamo qui nella nostra fabbrica. Inizia un po' anche dalla mia personale passione sia per il teatro che per la fabbrica. Quest'estate ho avuto l'occasione di vedere questo spettacolo che si chiama Fabbrica, un sacco di fabbriche in questa intervista, e ho detto questo è l'ideale per portarlo in azienda. E così ci siamo messi in contatto col Teatro Stabile del Veneto, di cui siamo anche sponsor sostenitori. Abbiamo trovato l'entusiasmo da parte dello staff, ma anche della regista e di tutti quanti per provare questo esperimento e portare fabbrica in fabbrica. Siamo qui, speriamo che sarà un gran successo, anzi sicuramente sarà un gran successo. Possiamo parlare dell'interesse della Carraro per il teatro, come nasce e perché l'idea di collegare appunto l'industria con l'ambiente della cultura e del teatro in particolare? Allora, l'interesse della Carraro l'ho già detto, anche un po' mio personale, ed è anche un percorso di sponsorizzazione che 2 anni fa la Carraro ha iniziato col Teatro Stabile del Veneto. Portare però il teatro in fabbrica ha anche un significato di più, voler non solo usare la fabbrica per il proprio scopo, che è quello di produrre dei beni, ma anche per portare qualcosa di diverso, per portare una forma di socializzazione che va al di là del lavoro, di aprire la fabbrica attraverso teatro anche a chi in fabbrica non ci lavora, per cui è un'occasione insomma per fare qualcosa di diverso. Molto significativo perché lo spettacolo che porteremo parla di un tipo di fabbrica che c'era nella prima metà del Novecento, una fabbrica molto dura. Questa è la fabbrica del 2019 dove si fa anche teatro, per cui è proprio un percorso per vedere anche la fabbrica da allora cosa è diventata oggi. Quelli mica li possono licenziare. Che difatti a Fausto, il mio capoturno, gli manca una gamba. Ma non che zoppa la gamba, proprio gli manca la gamba tutta. Dalla chiappa in giù, niente gamba. Non lo sapere. Guardare di sotto e dire mio, tutto mio! Per festeggiare, ma noi di santi in paradiso non ce ne abbiamo. Noi ci abbiamo i morti al cimitero. Perciò quest'anno facciamo uno scambio. Il primo veniamo a lavorare, pure se è festa. Ma il 2 ce lo date libero. Barbare! Miscredenti, quali morti! È il giorno dei santi che si festeggia e se non... Mi entrano in fabbrica. Ma le donne sono tutte al Camposanto a pregare i morti loro. È vero che è morto, il vivo lo porta con sé. È vero che è morto,
una Madonna. Proprio come alla Madonna, non voglio morire! Non farmi morire, non voglio morire! Assunta stava ancora col petto spogliato, le tre zinne in petto come tre soldati. Io non ti faccio morire! Ti fece la grazia, proprio come una Madonna. Madonna, tu non devi dire niente a nessuno! E questa sarebbe la grazia! Fausto, i santi se ne vanno nelle grotte e sulle montagne per non parlare con nessuno. Ma che succede? Con la nave. Fausto va al lavoro con il ferro e suono. Gli basta non portarsi la chiave inglese con la punta della fresa che si è costruito da solo per bloccare tutta la produzione. Pure Giovanni Merita al fianco di Mussolini dirà due parole per introdurre il duce, due parole per mettere io me lo sento che sto segreto tuo è pure quello di Pietra Santa e te lo voglio comperare in cambio di un altro segreto, il mio segreto. Un vecchio. Con un secchio di pelo. Mi raccolgo per i figli miei che fanno l'operaia a fabbrica. C'ho 7 figli e i figli miei gli piacciono i peli. Berta pensa che se ci sono... E sotto il ponte scava una buca! E Giovanni Berta scava come un condannato ai lavori forzati, scava e pensa solo a quello che dirà domani sul palco di Mussolini, alla faccia di Pietra Santa, scava che quel fiume è un mezzo bicchiere vuoto di acqua e per la paura resta lì con i piedi per aria a penzolone e si mette a ballare e... E il vivo deve portare avanti la vita del morto e ne deve portare anche il nome. Infatti il figlio di Fausto, il figlio che gli era appena nato, lo chiamavano Fausto, come il padre. Anche se a volte questa differenza si trova solo di una cosa così. Lui mi ha detto che fino a 20 anni ci ha avuto l'abitudine di scendere da letto con la gamba a testa. Ma durante una volata si è rovesciato la riva. Lui ha cercato di scappare. Ma il carbone è curvo, storto, brutto. Se ne sta sempre a guardare il carbone della coccheria. Una volta gli hanno buttato un po' di pirite sul carbone. Che a guardare la polvere di pirite pare oro. La chiamano proprio l'oro dei semi. Gli hanno buttato sta polvere e lo scemo si è messo a scavare in mezzo al carbone. E mo sta ancora a cercare l'oro. Cara madre, lo Sheminal o Bakunin! Poi sono arrivati i tempi di suo padre, i tempi dell'aristocrazia operaia, quelli che l'acciaro non ce l'avevano mica più nelle braccia, ma nel cervello, gli operai. Poco di vento. Adesso sono l'ombra lunga di un albero forte che non lo smuove nessuno. Prima non riuscivo manco a scendere il gradino del marciapiede. Adesso ci riesco. E in certe ore del giorno
fatto del piazzale. Io lo sento che... Adesso la fabbrica è chiusa, ma ci stanno più chiodi di prima. Ma che li fa tutti questi chiodi? Nient'altro da dirvi. Vi chiedo solo di salutarmi affettuosamente il Papo e tutti quelli che vi dimanda di me.